Movimento, polizia, beh. Ah, Farros l'ha creato. Ah, ecco perché. Io devo andare, ti lascio il mio SUV, Marshall. Dove devi andare? Devo spegnere. Ah, te ne stai andando? Chi è rimasto? Aspetta un attimo che voglio. Chiamata non accettata. Chi c'è? Io c'ho l'auto. Quanti siete in pattuglia lì? Ehi, ragazzi. Non ci stiamo, stanno tutti provando. Sono tutti? Stanno tutti provando un po' di casini. Vabbè, ciao, ci vediamo domani. Ciao. Maremma, che casino. Ma quindi la password non ce la puoi dire? No, non ve la posso dire. Una volante distrutta davanti alla casa di Xane. Ma raga, ma l'avete visto in Civili 5 che cosa c'è? C'è Luke, c'è tutta quella gente normale. Ma l'hai visto quanta gente c'è? Ripeto, qui c'è più del 031, server. ci serve C'è più del server, lo un'altra unità. so. Vi ho mandato la posizione. Chi è che ha scritto qui? Chi è che ha bisogno? Noi che c'è una macchina distrutta e non ci sono meccanici. La nostra macchina distrutta. No, mi sa che è Xan che ha richiesto rinforzi, sì. Sì, siamo noi. Comunque, perché non possiamo sapere la password? Raga, non lo so, non decido io. A me è stato detto così e io devo seguire. Fatto bene. Ciao, cosa non ragazzi, possiamo sapere? Se premi M c'è il database della polizia, ma ci vogliono delle credenziali. Ancora non so se ve le posso dire. Per evitare di fare casini non ve le dico. Ah, c'è pure il passo dimenticata. Bella. Ah, ce l'ha. No, figata la nuova roba Redfield. Vabbè, praticamente tramite questo software ci sono scritte tutte le patenti, la targa, l'ID e il nome del giocatore. Minchia. E potete cercare tramite una barra di ricerca, tramite ID, il giocatore vi dice tutto. Ragazzi, mi serve un'altra unità, la cosa che abbiamo... Io vengo abbiamo una macchina a panne. Non ci sono meccanici. Faccio un'eccezione solo perché siete voi. Dove siete? Siamo ti mando posizione a casa tua e mia. Però ci sono due medici davanti. Due medici davanti. Vabbè, ce ne andiamo. Vabbè, compa, dai. Dove minchia sei? Ci sono la persona alla vendita. Sei tu questo? 7 spicci. E qua c'è la macchina, non la vedo. Raga, comunque le auto quanto sono overpower. Ma sei tu qui sul... No, non è lui, esci. Sono Marzal, ma vorrei capire, devo giocare da solo in pattuglia. Raga, ma quella Jeep non ve la consiglio, è lentissima. No, raga, non ve la posso riparare così, no, siete pazzi. Tanto ora uno di voi si piglia i medici. Vabbè, appena se ne vanno ve la riparo. Cracchi Bonnie. Ah. Dov'è Crack? Qua o veicolo? Avete un giubbottino antiproiettili, raga? No. Grazie. Sì, io e l'altro andiamo da un'altra parte. andate a parlare col signore col SUV. Con la gente col SUV. Crack, puoi fare qualcosa o no? Andiamo. Ok, sto un attimo facendo andare via. Non gliela posso fare parlare davanti a tutti. Ok. Non c'è nudo, Ok, quello col SUV li porti. Segui un po'.
Senti un po' cosa dicono i medici, se ti serve un'altra persona prenditela. Dica. Se no, crack, ci prendiamo noi la tua auto, tu poi appena si allontanano ripari la nostra. No, che poi è un casino se devo riprenderla. Aspetta, ora se ne vanno, tanto non è che... Un attimo solo che no, allora... sono dal mezzo. Tieni su. I medici qui hanno avuto una chiamata alla vendita. Però se perdiamo tutto tempo, quelli là se ne va. Infatti, ragazzi... Salve. Marshall, cominciate a portarteli. Per la vendita di marijuana. Li ha visti lì? No, ci hanno chiamato loro. Ok, allora stiamo andando. Collega, ascolti, cominci ad andare, la raggiungiamo subito. Resti in zona. Alla raccolta di tabacco? Vendita marijuana. Resti là, ma non ci vada, va bene, aspetti per l'attività, però intanto cominci a camminare. Ok. È bello che quando c'è da fare queste cose diventa notte. Ma che cazzo stanno a fare? Sono coglioni, Marshall, segui a te, veloce. Vai verso la vendita. Sai dove è la vendita? La raccolta, partite. detto. No, vendita. Raccolta o vendita? Sa decidere chi. Vendita o raccolta la chiamata? Vendita marijuana. Ok. Ah, vendita Maria, collega. Cominci ad andare. Non ci andare subito. Vai. Vabbè, vai, sto lontano, certo. Sì. Thanks. Andiamo. Io non ho giubbottino, raga. Io non ho neanche il taser. Ci fosse una calava. Quando io non ho il taser o l'handicap che di notte non vedo nulla. Ok, siamo quasi arrivati. Spegni i lampeggianti se dobbiamo. Io pure con sta mod grafica non vedo una Vai. Ah, pure tu hai messo la natura. Occhio, groove. Vabbè, tu vai avanti, vai. Ma hanno una carabina in mano. Lolo. Ma no, se aveva una carabina li dobbiamo fermare. Compa, minchia, non c'è più un cazzo di armi, no? Dai, chillo. Va, vicino, vai. Raga, chi è che ha giubbotto di voi? Nessuno? Nessuno. Vabbè, picciotti, andiamoci su. Dove vai, Faro? Andiamo davanti, non tutti dietro. C'è una moto, vai. Una moto. Vai, pronti? Vacci davanti. Aspetta, noi stiamo andando davanti. Ok, vai, pronti? Prepariamo l'eruzione. Siamo noi, signori. Andiamo? 2, 1, via. Mani in alto, polizia! Mani in alto, polizia! Aspetta in aria, tranquilli. Mani in alto. Mettiti hanno messo la nuova Glock. Mettiti all'angolo. Le mani in alto, Spalle al muro. Non sto facendo assolutamente niente. Questo lo vediamo mani in Stai alto. zitto. Mani in alto e poche storie, forza. Raga, io controllo. Girati. No, Crack, tu rimani qua visto che tu non puoi vedere la notte. Rimani qui a guardare il tizio. Non è che non vedo. Ehi, tu mani in alto! Controllatemi, io non ho niente. Bel medico. Scappa, colleghi, scappa. Nel PC. Stai zitto. Dietro l'auto, collega. Non ho niente, controllatemi. Stavo soltanto controllando la zona. Ma dov'è che spara? I Grove Street sono. Sono gli NPC, fra. No, quelle. Non riesco a capire se sono agenti oppure no. Sono NPC. No, perché. Collega! Questo non c'ha niente. Cosa ci facevi da questa parte? Controllategli la moto. Io stavo controllando. Controllate la moto. Può darsi che ha buttato tutto. No, Agenti? Tutto a posto? Controllate l'immagine. Sì, tutto bene. Medici, una domanda, avete qualche sciroppino per caso? Sì, certo, devo scippare. Me ne può dare uno o due. Va bene, come vuole. Quindi? Non ha un cazzo, l'aveva buttato. Venga. Non si può buttare. No, non la può buttare, l'ha venduta allora. Vabbè, lasciate. No, compa, la può lo stesso buttare, vedi che la può buttare. Non la può buttare. Compa, ieri l'ho fatto io, l'abbiamo buttata io in faccia. Sei poliziotto tu, scemo. Io posso andare? Facciamo andare, lo facciamo andare. Guardi, vada via e non si faccia più vedere nella zona di spaccio, faccia la cortesia. Prenda la moto. Agente, Arrivederci. possiamo rianimare la gente? Si metta il casco. Oh, ma che Testa di cazzo.
Sì, 10 e mezza. 10 e mezza. 10 e mezza. Ok, medico, lei va a guardare quell'altro lì. Ha fatto l'uomo cattivo, non si... Ok. Ah, sparato loro. Ma avete visto che c'è la Glock ora? Sì, è la skin. Morto, mi sa che dobbiamo chiamare qualcuno. Ok, ok. Matti, dimmi adesso come si gente, sente. uomini tutti a terra, è impossibile rianimare. Andiamo, il lavoro non è finito. Vi ringrazio per le Agente, informazioni. non si preoccupi, chiami un cono nero perché qui sto venendo, arrivederci. Uno che... una pompa fumibile. Un pompa funebre. Rilasci marcile sottoterra. Mattix Delac. Scrive. Meglio. Arrivederci. Ehi, la testa, Le sembra normale? Le sembra ma guardi normale? che lei è svingolato da lì, non è che ho sbagliato. Io avevo Lei stava l'emergenza, avevo lampeggianti, non lo allora vede? mi perdoni. Mi Sì, perdoni. allora non l'ho vista mentre mentre usciva. Ora un meccanico mi si mannecci. La macchina è nuova, mannecci, tutte cose. Si chiami il meccanico. Grazie, lo paga anche lei? No. In teoria lei mi dovrebbe pagare i danni che mi ha fatto la macchina. È già troppo che le sto lasciando perdere. Ma questo è di servizio? Sì, deve di pagare niente servizio. lei. Mannecci giù la macchina è nuova. Ho visto il groove. Qui 691, in che zona siete? Sei 9-1, passo. Ripetere, passo. Che puttana. È fusa la macchina, porca di la puttana. Paul, mi senti? Sì, un attimo. Un attimo. Ragazzi, permesso avremo fino a 100 kg, quando viene a fare? Mattix Delac. Guys? Scrive. Ah.
puttana, sei brutto. Cadi una puttana, oh. Mattix Delac scrive: è rimasto malissimo quello. On the road, what the fuck is gonna harm bitches? What the fuck is gonna harm cops? What? Oh, what? What the fuck is gonna harm cops? Mi serve che mi aggiusti la macchina. Mamma mia, stasera ha fatto poche multe, così incazzato, Mattix sì. Delac scrive: immagino. Macicas. Guardi come cazzo guida. Questa è colpa dei cittadini che ti vengono addosso. Sì, pure io ho la macchina così costosa e dico che sono troppi coglioni che mi seguono, però ce l'ho la macchina, non mi lamento. Allora, vediamo un attimo. Vediamo se sto gippone funziona ancora. Mazza, ci sta un po' basso qua dentro. Ma lei è cinese? Mattix È Delac cinese lei, vero? scrive: come cinese? il No, meccanico che se la Di cerca. origine cinese, perché ha l'accento un po' cinese. No? Allora la tosse. E quanto le devo dare comunque? $100 cops. Ok. Gentilissimo, coppati il cops. gelato. Ciao. Che cazzo sono? Bibi. Bici. Le auguro buona serata. Spero che si buca la ruota. Buona serata. Ciao. Ciao, mi tocco i coglioni. The top never stop. Ma che cazzo? Mattix Delac scrive: ma che cazzo. Ma questo coglione mi ha aggiustato la macchina, però non ha risolto un cazzo, mi sa. Mi ha inculato i soldi e basta. Porca di la puttana. Che pezzo di merda. Fanculo, adesso lo inculo. Mattix Delac scrive: denuncialo. Ora lo denuncio, se non torna. Sta ritornando sto stronzo. Cazzo di stronzo. Mattix Delac scrive: in culo il dito. mettigli il dito in culo.
Mattix Delac. Scrive. Così capisce che ha fatto la cazzata più grande di lui. Mattix Delac. Scrive. Digli che se non viene chiami la mamma. Ma che cazzo fa? Sta merda di macchina. Ma che cazzo fa? Oh, senti, Cops, tu guidi in quel modo, io No, parcheggio in no, quello. tu mi hai preso i soldi e la macchina neanche accendeva. Controllala prima di senti, andare. se tu non Mattix sai Delac. il cazzo di motore non è colpa Scrivi. mia. Vai, accendilo, guarda. Quest'uomo ha aggiustato l'auto Accendo. solo esteticamente. Solo l'estetica è aggiustato. Stasera sta facendo i big soldi, Cops, cioè, io non so lei, ma vado in pattuglia con qualche auto veloce che ci sta nessuno per città e manca un cazzo di meccanico. Cioè, io mi domando dove sono questi snitch di merda. Adesso accende. Prima non accendeva. Aveva il rubinetto rosso, che significa anomalia motore. Lo dovrebbe sapere più di me. Che è un coso? Un pozzo. Sì, il Un pozzo. pozzo senza fondo. A posto, dai. Ciao. A lei, Cops, ciao, buona serata. Vaffanculo. Testa di cazzo. Allora, andiamo un po' a vedere che cazzo c'è qua. In centrale c'è qualcuno? Mattix Delac. Scrive. Il segno rosso significa che la mamma è puttana. Esatto. Ma che cazzo è? Nessuno risponde, oh. Che cazzo di colleghi? Su chiami il cazzo lampadario. Welcome to my channel. Ciao, Su chiami il cazzo lampadario. Scrive. Bennick. VE. Salve collega, ma in pattuglia ci sono solo io o siete tutti in ferie? Come va? Tutti in ferie siamo? Cosa? Siamo tutti in Ecco, ferie? lei punti l'arma. No, 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 io sto la mia vedendo macchina una nuova parcheggiata carabina, non si preoccupi. Le parte il colpo, qua succede un casino. No, è scarica, è scarica, è scarica. Mattix Delac. Allora, cosa... Scrive. Con chi Che siamo? giuro ora creo un Di account servizio? con un bellissimo nome. Con chi Mattix sono di Delac. servizio? Scrive. Aspe che lo creo. Su chiami il cazzo lampadario. Scrive. Puoi salutare il mio amico Marco. Ciao Marco, ti saluto. Iscriviti al canale. Gabriele Pinna. Welcome to my channel. Gabriele Pinna. Uè Scrive. Gabri. O con Keddu. Su chiami il cazzo lampadario. Scrive. Sì. Grazie. Come mai hai scelto questo nickname Gabriele originale? Pinna. Scrive. Qui. Grazie per l'iscrizione. Allora, vediamo un po' qua.
Con chi sono in pattuglia? Qualche collega disponibile? Su chiami il cazzo lampadario. Thanks for following. Gabriele Pinna. Scrive. Col faccione. Se qualcuno guarda in battuglia, io ci sono, Io adesso sono con la 374. Sto un attimo col direttore. Chi è quello nella 374? Ci siamo io, Su chiami il cazzo lampadario. Scrive. Sono 16 in coda. Ricordami il tuo nome, collega. Faros. Ah? Faros. Ah, Taros, ok. Nome completo Faros B. Per gli amici Faros. Faros, va bene. Ah, sei in gioco tu. Che nome? Su chiami il cazzo lampadario. Scrive. Che nome Feroz. Boh, un nome strano. Quanti anni hai? Cazzo, mi viene male nominare il tuo nickname. Su chiami il cazzo lampadario. Scrive. 15. Come ti chiami? Così magari ti chiamo per nome direttamente, senza parlare. Solo ci manca qualcuno che si offende. Collega, qui c'è da sequestrare una macchina. Sì. Senza... Su chiami il modello cazzo Supra lampadario. 2, glielo dico già. Scrive. Ma in game faccio la voce di posti la 7. foto. Questa è danneggiata. Su chiami il cazzo lampadario. Danneggiata e Scrive. abbandonata. Esatto, Antonio. chiamiamo il meccanico così la porta via. Prima... vabbè, la sequestro prima io, non si preoccupi. Lei faccia la foto, la metta sul veicoli sequestrati della polizia, mi raccomando, prenda la targa e scriva il motivo del sequestro. Ok, si levi dalla strada così vediamo un attimino, mettiamo un attimino tutte le informazioni. Prenda il modello pure della macchina, la foto. Antonio, perfetto. Ok, ho fatto la fotografia, adesso la metto nel database. Il modello esatto me lo ricordi tu? Che io, cos'è, una Hyundai? Toyota Supra. Ok. Toyota Supra, quella del 1997 mi sembra. Adesso controlliamo. Veicoli sequestrati. Su chiami il cazzo lampadario. Scrive. 1997. Toyota Supra. Targata. Mi detta la targa gentilmente. Collega la targa, ma la può dettare così la segniamo. Mi confermi P748 TDN?
Torino, Domodossola a Napoli? Sì, sì, è giusto, è giusto. Ok. Motivazione, danneggiamento e occupa... no, mettiamo ingombro. Abbandono, Ok. ingombro, abbandono, come vuole segnare lei, e che è stata abbandonata tutta distrutta. Ora vuole fare un meccanico per il trasporto del veicolo in centrale. Il signore quando la vorrà se la arriverà a prendere pagando la casa. Ok, vediamo un attimo. Verifichiamo. User entered your channel. Sta caricando. Check. Sì, ti sentiamo. Oddio, la mia macchina! Oddio, come l'hanno ridotta? Buongiorno signore. Ha visto cosa ha Salve. fatto? Adesso scende dalla moto immediatamente. Scenda dalla moto Ma immediatamente. non è mia, e non è mi mia, dia i non è documenti. mia. Mi dia i documenti immediatamente. Venga qua dalla strada, venga qua. Ce l'ho sulla tasca destra. Su chiami il cazzo lampadario. La tasca Scrive. destra. Sono ancora 16 in coda faccina disperata. La tasca Signore, ma destra. è sua questa Toyota Supra? No, no, non è mia. Ah, allora, perché combaciano la targa della sua moto e la targa della macchina? Non è mia perché l'ho venduta a un ragazzo. No, adesso verifichiamo. E se sta dicendo sì. stronzate, lei si fa. Glielo dico io dove finisce. Sta cadendo la moto, un attimo, sta cadendo. Dove va? Dove va? No, la voglio parcheggiare, un attimo, la voglio parcheggiare. Se la sua la volevo avvisare che il veicolo è stato sequestrato. Ah, fatto bene, lo sequestri pure, quella macchina là non è mia. Assolutamente. Scusi. 748 TDN. Allora, lei è il signor Ferrara Mauro. 748 TDN. Giusto? Sì, sono io. Sì, sono Ha io. 20 anni e la targa, cioè è 748. Collega, mi dica la targa. 748. Quella macchina lì l'ho venduta 10 minuti fa a un ragazzo. Okay. 748 Le posso dire anche il ragazzo di che banda fa parte. Guardi. Banda? È I una Green. banda. I Green come si chiamano? Quelli là vestiti tutti in verde. Ok. Faros. Perfetto. Un attimo collega, stiamo fermando un attimo signore. Mi servirebbe un passaggio qua in centrale appena può venire. Ho ricevuto 5 minuti dovremmo essere lì. Allora, prima di tutto adesso 10-4. sequestriamo subito la macchina e macchina, al sì. signore falle la multa, Faros. Ma perché cosa? Mi perdono, perché cosa? Che ho fatto? Ha visto il danno che ha fatto No, la collega, foto per della questa macchina? volta non No, deve fare ma se la macchina, le ripeto, se la macchina non è mia, quali danni avrei fatto io? Mi perdoni. Collega, Ha non si urtato preoccupi, non si sulla preoccupi. nostra auto di servizio, quindi vabbè. Collega, non si preoccupi, ci penso io ora al signore, lei... Ma lei Guarda è quella prima, persona mi segue? là. Per piacere una famiglia a casa, non mi faccia la multa. Infatti non le faccio la multa. Ma io la Poi dico, voglio se la bene. macchina è sua, ora la sequestriamo e andrò in centrale dovrà pagare 2000 dollari. Non è mia, assolutamente, Se è le direi sua, la verità. io la informo. Sì. Le auguro una buona giornata. Posso andare, arrivederci. Collega, andiamo che c'è un collega che ha bisogno di aiuto. Cos'è una Toyota? Collega, salga in macchina. User entered your channel. Con chi parla? Non con lei. Salve. User entered your channel. Ehi là!
Formaggio. Ino. Ino. Mi avevate dato per dispersi, Ah, c'è Io Formaggino? È vivo Formaggino. Che la voce da Succhiami il pedofilo. cazzo lampadario. Fare, Scrive. formaggio blu. Mannaggia. Formaggi. Collega scenda che devo prendere sull'altro collega che deve andare a fare un lavoro. Jed e Xan sono qui fuori che la sto aspettando. Ok, chi c'è disponibile per l'altra pattuglia? Non la vedo, gente Faros. Sono qui sul retro. Colleghi disponibili per la pattuglia. Succhiami il cazzo lampadario. Scrive. Oh, ma i poliziotti possono corrompere. Succhiami il cazzo lampadario. Scrive. Sì. Serata al tequila, mi intriga. Albin Mella. Welcome to my channel. Albin Mella. Scrive. Ciao. Ciao Albin. Succhiami il cazzo lampadario. E qui cosa Scrive. è successo? Paul, Si prendi i possono documenti. corrompere sì o no? Paul, prendi i documenti al Supreme, subito. Paul, cazzo! Diciamo che sei un pochino rotta sta macchina. Pochino. Insomma, qua minimo ci vogliono $1000 per aggiustare. No, raga, è inutile, lo sappiamo chi è, cioè... Anche per il mio lavoro posso fare questi caps. Supreme, quello che lavora al concessionario, bah, non servono a Allora. niente i documenti, Xan. Mi serve nome e cognome preciso. Non glielo posso fare il controllo così inutile. Come nuova? Compa, era mascherato. Ma se l'è tolta, quindi... Mamma minchia. Qui stanno. Mi dica, attenzione a sta macchina là. Allora, mi può un attimo mostrare i suoi documenti per piacere? Certo. La Madonna è vergine. Welcome to my channel. La Madonna è vergine. Allora, signor Anthony Scrive. Supreme, giusto? Ui, queste due sono mati, Sì. lo avevo detto che Aspetti creavo un un secondo. account bello. Bravo. C'è qualcuno alla centrale? No, siamo tutti in pattuglia. Unità 374 si dirige al tequila per controllare la situazione. Allora, lei era con il passamontagna, giusto? Era lei con il tizio con il passamontagna? Sì, certo, sono io. Ok, aspetti un attimo. A questo devo fargli il controllo, mi conviene? Tanto non- No, non lo fa. Dì che non lo deve fare. La Madonna è comunque vergine. basta. Vabbè, Scrive. volevo solamente Questo dire, è più mi raccomando, carino. al passamontagna, che qui non si Albin può Mella. indossare. Scrive. Sì, l'avevo messo Non perché in se no Marzalo, ho un po' di problemi con di cor, Ah, riesci no, a lo so, darmi una però mano eviti, poi? perché sennò Succhiami il può avere cazzo problemi, lampadario. quello è. Scrive. Va bene, ok. Va bene? La Madonna non Va è bene, vergine per grazie. colpa Buon di San lavoro. Giuseppe. Grazie a lei. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Andiamo alla festa al tequila sotto... Allora, signora, quanto Sotto le devo per, vestiti per la civili. macchina? $100, boss. No, lascia Anzi, stare. siccome Sicuro? lei Mm. per caso Albi, sa mi sono niente mutato. Comunque, Aspetta che mi sposto. San, ste Sì. cose Le serve una patente? Un attimo. Queste cose affrettate, lasciale stare, ti controlli i documenti, non Le è che serve la poi... patente? Casa mafia. Vabbè, ma a parte quello, però non è, cioè, capisco che del passamontagna, però se l'è tolto subito, cioè non è che ha fatto problemi, quindi... Fatto fermare. Vabbè, sì, vabbè. Che è l'unico che ci manca per questo. Vabbè, ma è collaborativo lui, quindi, cioè, non è che ha fatto problemi, quindi non è che puoi controllarlo, cioè... Troveremo un altro... Cosa è successo, Albi? Tanto la mafia arriva sempre da noi, in fondo. Minchia, la scorsa volta ci serviva Andrea. Raga, tranquilli, la mafia è l'ultimo dei vostri problemi. Voi pensate ad andare in giro e a controllare varie cose.
Per me è il primo dei miei problemi. Siete tutti accoppiati a 2 a 2 nelle pattuglie o c'è qualcuno da solo? No, mi sembra che siamo tutti accoppiati, non vorrei dire... Okay. Se sei da solo vieni, cioè vai con qualcuno in 3, insomma, fate in 3. Esatto, sono da solo. E dove sei? Adesso sono nella Su piazza chiama il centrale. cazzo lampadario. Vai, inseguito. Scrive. Casteldo è uno svino Vado in in vita reale. centrale ufficio. Albinella. Scrive. Vieni in import export. LOL. Una volante. Albinella. Da lontano non si vede, ragazzi. Sono lì. Una macchina nera vedi da lontano. Perché inseguite una volante? Ma era una macchina nera che correva, che ne so. Vieni pure voi. Vabbè, però vedi un po', no? Facciamo talmente bene il nostro lavoro che siamo anche poliziotti. Ma chi le fa le multe ai poliziotti? Nessuno. Lo Stato. Uso su una telemoto qua. No, Ai. Non ci sono. Queste, raga, prendetelo con Frank. Prendetelo con Frank. Perché? Perché non ti aveva settato il privilegio dei pro, quello lì che entra prima.